Ancora cavalli di 4 anni in pista, sono solo femmine sulla distanza dei 1660 metri in 10 al via. 1 Diana Gad, 2 Dinata, 3 Dana, 4 Ditmas FMDELB, 5 Desha S, 6 Diottria, seconda linea 7 Dynasty Risho, 8 Dell'Era, 9 Desert Rose, 10 Doudeville. Favori in chiusura per Diottria, numero 6 Roberto Vecchione, corsa comunque molto incerta. Simpatia anche per Desert Rose, Dynasty Risho e Desha S. Intanto macchina che accelera con Desha S che cerca di portarsi in vantaggio, Ditmas però lo anticipa, l'anticipa. Desha S insiste, si avvantaggia e va a condurre in 100 metri dunque. Numero 6 Diottria La squalificato. squalifica invece per quella che era la favorita Diottria e quindi Dash AS prende subito 3 lunghezze di margine nei confronti di Ditmas che ha all'esterno Desert Rose. Desert Rose si profila al largo, anzi supera Ditmas FM eccetera e dopo 600 metri di gara si sistema in seconda posizione alle spalle di Dasha S. 45 netti i primi 600 di gara con Dash in vantaggio nei confronti di Desert Rose, poi Ditmas al largo cerca di progredire Diana Gad che supera Dana ed è seguita nell'azione da Dynasty Risho. Percorsi esterni c'è anche Doudeville, intanto cavalli sulla piegata che porta al completamento del chilometro, in fila indiana i primi 3, sempre condotti da Dasha S, Desert Rose in schiena, poi Ditmas, ancora Dana. All'esterno faticano a farsi luce gli altri concorrenti, a parte Dynasty Risho che prova a risalire quando siamo a 400 dalla conclusione in quarta posizione al largo. Viene però anticipato da Ditmas FMDELB che si porta su Desert Rose che non riesce a seguire il ritmo di Dasha S. Dasha S in netto vantaggio all'ingresso addirittura d'arrivo. Dasha S è inseguito da Ditmas ai 100 conclusivi. Dasha S controlla la situazione e conclude facile vincitore nei confronti, facile vincitrice nei confronti della stessa Ditmas, mentre al terzo posto finisce Dynasty Risho 1:15:9 con 31:2 a chiudere, ma vittoria in piena scioltezza da parte di Dasha S che una volta al comando non ha più avuto problemi e si stacca nel finale. Alessandro Gocciadoro questa volta per conto di Afrim Schmidra e della scuderia Altea, viene a vincere quindi molto bene questa terza prova dall'Arcoveggio. Al secondo posto il numero 4 Ditmas FMDELB, al terzo Dynasty Risho.